Dopo la sofferta vittoria sul Dattilo di domenica scorsa, che ha portato la compagine dei Templi ad appena 2 punti dalla capolista, questo pomeriggio è ripresa la preparazione in vista della prossima trasferta del Ribolla contro l'ostico e rafforzato Don Bosco Misilmeri. I ragazzi di Totovullo intendono concludere il girone di andata il più in alto possibile, prima della sosta di fine anno che li vedrà in campo poi il 5 gennaio del prossimo anno sul campo del Mazzara. Una lunga sosta che metterà nelle condizioni la rosa di riprendere fiato e prepararsi adeguatamente al prossimo girone di ritorno. La squadra ha bisogno di rifiatare, ma anche di recuperare la condizione fisica di alcuni calciatori proveniente da alcuni infortuni. Nel campionato di prima categoria, prodezza esterna dell'Atletico Favara, che espugna il Valentino Mazzola grazie alle reti di Terranova e Marchica. Adesso la classifica si fa sempre più interessante con la conquista del secondo posto a 2 punti dal capolista Atletico Gorgonia sconfitto a Raffadali. Pari senza reti per la Libertas Racalmuto in casa col Villarosa, vittoria di misura del Gemini in casa invece con il Branciforti. Infine Nicosia e Ravanusa dividono la posta. In classifica generale il Raffadale accorcia e si piazza al terzo posto, seguito ad 1 punto dal Gemini. E più attardate in classifica generale il Ravanusa e la Libertas Racalmuto. Si fa sempre più serrata invece la lotta al vertice nel campionato di seconda categoria Girone E. Il capolista Don Bosco Mussomeli cede di misura a Riesi, ne approfitta la sommatinese che, espugnando il campo del Marianopoli, la raggiunge in vetta. Per quanto riguarda le agrigentine, scivola in casa l'Eraclea Minoa con i cugini dell'Atletico Montallegro, ritorna alla vittoria l'Atletico Licata che supera in casa l'Atletico Caterinese. Bella impresa dell'Alessandra della Rocca che va a vincere sul campo della Nuova Petiliana. Infine si ferma il Muxar, la gara con il Vallelunga è stata rinviata.